Buono. Ok, io dovrei essere in diretta, adesso vediamo. Cioè di capire se c'è gente o non c'è gente. Bene, prevedo vaneggi di proporzioni incredibili. Allora, vediamo. Siamo sul tablet anche. Ok. Chat dal vivo. Ok, adesso vediamo se arriva qualcuno. Cioè, teoricamente mi dà 0 visitatori. Allora, tanto qua. Facciamo un attimo pausa perché c'ho la coda. Allora. Applicazioni. E allora, perché purtroppo non ho due computer, c'è da fare col tablet e sarà un po' scomodo. Perché chiaramente il Cume è famoso per organizzarsi bene prima. Porca puttana. Allora, aspetta. Se qualcuno è collegato mi scuso, però vedo ancora 0 persone, teoricamente mi dà 0 persone qua. Cioè, adesso ho capito rincoglionito, però. Allora. Andiamo anche su Facebook. Oh, due persone, bella, grande. Due persone sono collegate, le saluto, non so chi cazzo sono, però le saluto. Aspettate un attimo, ragazzi. Allora, che bello, organizzarsi così è un godimento. Veramente me la godo alla grande. Allora, andiamo un attimo sul tablet. Ok. Organizzazione cumendiana sempre perfetta. Purtroppo con Eurotrack non è andata perché mi dice Split, qua sto cazzo di programma che praticamente non è supportato Origin, non capisco, mi spiegherete voi. Allora, mettiamo che sono live. Ho messo pausa il gioco perché c'è una fila di aerei perché ho già fatto insomma rullaggio perché non volevo fare subito super figure di merda all'inizio, anche se le farò perché è chiaro, ho scelto un gioco molto semplice per cominciare. Allora, scusate, sono un attimo sul tablet che sto mandando un messaggio su Facebook. Allora, parapapà, ok. Live cominciato. Ok. Buono. Pubblica, assolutamente devo andare su YouTube e sperare di poter leggere le chat, se no ce l'ho in quel posto. Già 8 persone, incredibile. Aspetta un attimo. Ciao. Ma io sto parlando a vuoto, che figata. Allora, chat del vivo. Però, ragazzi, vorrei capire se mi sentite, se... Come cazzo faccio a capirlo, porca puttana. Io qua vedo chat, però non vedo nessuno che mi... Ah, ok, bella. Eh, Perfetto, ciao Fioi, saluto Paul Heyman, Real Leons, Franco Carta, Matteo e Alessandro. Ok, perfetto. È super, boh, qualcosa. Ciao Fioi, allora siamo qua a Venezia Milano per provare, facciamo un attimo così. Come potete vedere, speriamo non ci sia lag, c'è qua l'Italia che ci aspetta, a me non me ne frega un cazzo, sinceramente, ok. E noi partiamo, penso se faccio cagate clamorose. Vai. Ci sentiamo tutto perfetto, bene, grazie Francone. Ok. E si parte, e si parte. Lo so, Antonio, mi spiace, ma mi ha scritto XSplit, sto cazzo di programma che praticamente Eurotrack, cioè sui giochi Origin non sono supportati per quel programma, non lo so, vanesi, insomma. Tipici vanegi comendiani di inizio live, e vai. Ok. Ragazzi, l'obiettivo è cazzeggiare, vi prego, perché già sbaglio quando taglio. E si va, e si va, e si va, e si va. Allora, carrello su. Flap, riportiamoli di qua. Adesso pilota automatic. Allora, perché se no ce l'abbiamo in quel posto. Tac,
Tac. Allora, torre di controllo. Un attimo, adesso leggo tutto, però almeno sta cosa la devo fare, fioi. Allora, territorio. Venice. Adesso mi deve dare la prua e poi ci cazziamo a ciacolare. Ciao SSL27. Ok. Infatti, magari fare dei live. Fare dei live così sarebbe un sogno. Però il problema è che ho ancora problemi con l'online di Flight Simulator. Non capisco il perché. Allora, 2,70. Ok. 2,70. C'è lag, ragazzi, vi domando. Ciao. Perfetto. Che lavoro faccio? Allora, oltre a fare lavoro... No, comunque come lavoro sono impiegato amministrativo. Però il mio obiettivo è conquistare il mondo, ragazzi. Quindi l'obiettivo è quello, Però per il momento faccio questo, più altre cose mie, però diciamo principalmente quello. Il discorso è che, come ho detto, avrei tanti obiettivi, tante idee, però non è facile. So già avere un lavoro miracolo, quindi teniamocelo stretto. Grande Cume, Pietro, Loris, ciao Fioi. Non lagga, vero ragazzi? Che bello col tablet, mi sembra proprio di dominare il mondo. Contact Treviso Approach. Ok. Si vede benissimo, grande. Vai che si gode. Però voglio risolvere il problema Origin, perché Eurotrack, anche quello è un gioco che si gode qua. Niente ragazzi, comunque ho trovato tutta questa idea così, perché ho detto, cioè comunque non fare un cacchio mi dispiace, perché comunque sono uno che gioca, ormai mi sono abituato a giocare registrando, quindi è difficile adesso giocare così da soli. E ho detto, vale, cambiamo, facciamo sto live. Fede, ciao Fede Fazzi, sono te salutato, ti risaluto, adesso non mi ricordo. Ok, boh. Dopo lagherà un po' magari quando devo atterrare, robe così, lo sappiamo, insomma Flight Simulator non è proprio il gioco più leggero del mondo. Eccoci qua. Infatti già qua vedo che già fa un po' più di fatica, però, però ragazzi, cioè, Fly è un giocone, io ve lo consiglio, cioè, con gli add-ons ha una grafica che non si può battere, guardate che roba. Vogliamo cazzeggiare? Basta parole. Ciao Franz. Io giravo con un altro gruppo, andavo benone. Vabbè, ma chi è che capisce qualcosa degli atterraggi? Noi non siamo pro, l'obiettivo non è essere pro, fioi. Qua ma rilaga un pochino, vai. Ok. Traffico? C'è traffico o no? Adesso se crasha, so cazzi. Eccomi, ciao Kume. Ah, il Porti, ciao Porti. Parapapero, pepepe. Quanti siamo? 20 comunque, che soddisfazione. Il primo live già 20, proprio un godimento strepitoso. Adesso non so con che ritardo arrivano le mie risposte rispetto alle domande. Non ho mai capito sta cosa neanche quando guardavo gli altri vlog e insomma gli altri video in live. Però ecco una cosa ve lo chiedo, se potete fare delle domande che non siano proprio personali, tipo quanti soldi ha Comendone, anche perché sono pochi. Insomma io ci sono, ecco, ma di curiosità sui giochi o che cavolo ne so. 2,40, devo calzare un po' la velocità, se no arriviamo dopo domani. Ok, allora. Ok, qua c'è un po' di traffico. Lo farei Football Manager. Grande. Ciao Booster. Avevo parlato anche con il Paolino Bode. Non lo so, nel senso mi piacerebbe, visto che col Bode volevamo fare 1000 cose, ma poi per vari motivi purtroppo non ho potuto farli. Mi piacerebbe fare proprio dei super live su Football Manager, io e lui che giochiamo con due squadre, così anche consigliare qualche giocatore, robe così. Vediamo ragazzi, vediamo, però sì, sarebbe bello, anche perché è un gioco di Steam, quindi sicuramente non ho problemi. Però ragazzi, se mi potete dare un consiglio su Origin, perché non mi dà la possibilità di registrare su Origin, insomma sarei contento. Ok. Mondiali impossibili. PES è un problema anche con diventa un mito, che praticamente deve uscire una patch perché sennò è ingiocabile. Ha vinto il pallone, tipo il premio della Champions League l'ha vinto un certo Zirkov che non so chi cazzo è, quindi insomma devono ancora sistemare un po' secondo me. Per cui sto aspettando la patch di PEX Galaxy o le altre, però PEX Galaxy mi sembra la migliore. 25 iscritti e visitatori, ciao Fioi. Allora Alessandro, ciao. Venezia Milano, Alessandro. Mi saluti, ciao Danilone. Ciao Luca Bruschetta. Ciao Simone Colombo. Che bello, questa è una figata, cazzo. Questa è proprio una figata.
Se volete chiamare qualcuno e dire guarda c'è un pazzoide su YouTube, fatelo pure, anche se non è mio iscritto, così ancora meno non si iscriverà al mio canale, perché chiaramente è giusto così, nel senso, cioè sentire uno che gioca a Fly Simulator così mentre sta volando, cazzeggia, proprio una persona seria. Ski Challenge non lo so, sinceramente, non lo so, non anche quello da organizzare tutto con le tempistiche non è facile, però insomma vediamo, ecco. Ciao Edoardo Giusti, ciao Felea Mario, scusate se magari leggo un po' male ma c'ho il tablet che non è proprio grandissimo. 26 persone, no 20 cazzo siamo? Sì 26, perfetto. 2,70, ok, e torniamo in rotta. Adesso faccio una cosa, così voglio sapere se voi vedete. Aspetta un attimo. Ecco, adesso voi in questo momento vedete perché sto salvando, così se crasha, magari. Anche se teoricamente con la Steam Edition non mi è mai crashato, mai una volta. Adesso parole famose, super crash. Sto seguendo il wrestling, adesso no. No, perché non, per me sono più i fenomeni del passato, quindi molto molto meno. Insomma, conosco ancora i personaggi, però molto meno. Assetto corso non l'ho ancora provato. Segui la NBA, sì. In live una trovata geniale, grazie Matteo, TVB. Giusto per non fare tette o culo, in realtà nessuno di due, perché io sono un po' particolare da questo punto di vista, quindi ho altre esigenze. Se le vuoi sapere, te le posso anche dire, però ti chiami Franz, era meglio se eri Francesca, vabbè scherzo. Seguo quelle serie TV, allora segui, allora io non è che seguo tanto le serie TV, anzi, pochissimo, però grazie ai miei amici, al Bode e alla Pupetta mi hanno fatto seguire Misfits e stanno cercando di farmi seguire anche come si dice, Supernatural, però ormai tempo sono un coglionazzo, non mi ricordo mai di cominciare la serie, però ecco non lo seguo tanto, seguivo più una volta tipo altre serie TV tipo 8 sotto un tetto, quelle robe là, insomma, un po' così. YouPorn, tutte e due, assolutamente. Cioè, questa è proprio una cosa. E anche un altro, te ne consiglio anche un altro se vuoi. 32 persone, ciao. Sei un grande, sei più bravo degli altri. È troppo buono, è vero. Cioè, ti ringrazio, ma. Allora, togliamo un po' qua. Guardate, ecco, solo questo vale l'orgasmo. Cioè, per me è così, cioè, guarda che roba. E ci sono ancora altri add-ons da installare, però già così mi piace. Giochi Halo. Perché quei giochi là proprio è un fetish comediano. È bello sto live, grazie. Sei un mito oddio mio. Comunque no, quei giochi là non so, cioè, diciamo che io praticamente fino a 16 anni giocavo solo a giochi sportivi. Proprio per me gli altri giochi non esistevano, proprio calcio, Formula 1, Gran Turismo, cioè solo quello. Poi grazie al PC che l'ho scoperto con Crysis, e chiunque ha scoperto il PC con Crysis, ho cominciato a esplorare anche altri giochi, sono passato. Quindi anche per questo c'è i strategici simulativi, li ho cominciati non da tanto fondamentalmente, dal 2006, 2007, quindi non tanti anni. Ecco qua è a posto. Hai visto? Sì, cazzo, si hanno vinto mi pare 16 vittorie di fila gli Atlanta grandi. Che il nuotatore preferito allora era, diciamo, ora come primo, che me ne è piaciuto, Chris Benoit. E poi comunque vabbè, anche grazie al Bode sicuramente, Goldberg che comunque era un fenomeno, uno dei più grandi, e poi Triple H, ecco, questi diciamo sono i miei preferiti. Quando Playboy The Match, magari cazzo, magari, come Drive Club o altro. La Gran Turismo è stato il mio primo amore, però l'hanno rovinato, adesso sto aspettando un gioco fenomenale di corse che ancora non lo vedo sinceramente. Spero in Project Car, però devo dire che dopo 2 curve vado sempre fuori, quindi mi sta un po' sui coglioni. Se moltiplichi per 1 milione gli spettatori attuali raggiungi gli iscritti di ok. Non lo so, non lo so sinceramente. Non lo so questo caro Booster su Twitch, che tra l'altro trova. Non lo so, veramente non saprei rispondere a questa domanda. Io ho un tornato tra poco su GT, mi raccomando, Loris spacca tutto. Perché non fai qualche serie horror? L'ho fatta con Amnesia, ci siamo divertiti al massimo. E adesso non so, cioè non saprei cosa fare sinceramente, non boh. Come rovinato? No, come? Cosa rovinato? E non si vede più? Ah, Gran Turismo, sì, scusami. Sì, cazzo, è l'ultimo Gran Turismo, ci hanno messo 10 macchine belle e 150.000 con la grafica della Play 3.
cioè secondo me fa schifo. The Crew non penso, perché è un gioco molto lento. La mia serie che ho preferito allora, beh, sicuramente il Giro del Mondo è stato bello, però ero ancora tanto pippa su Fly, ancora più di adesso. Quella mi è divertito tanto, anche perché ha cominciato un po', insomma, il cumendone a venire fuori sul tubo. Poi mi sono piaciute quasi tutte, sinceramente, cioè non ho preferenze. Ecco, adesso mi piacerebbe fare una serie su GTA, però esce a marzo, e quindi quello per Xbox ormai non gioco più. Mi piacerebbe proprio fare una bella serie su GTA, però tra censure e robe è un casino. Diventa un mito non lo posso ancora fare perché sto aspettando una patch nuova, perché ha troppi bug. La patch, purtroppo PS Edit ha deciso di non fare patch proprio quest'anno, porca puttana. Fai il simulatore che va bene, che guarda. Ciao Simone Battaglia, tu potresti giocare a Shogun con il tuo cognome. E allora, guarda, a me cioè, non è che mi interessa le visualizzazioni, cioè, però io ci tengo che se il gioco mi piace, ci tengo, insomma, possa piacere anche a voi. Se vedo che volete giustamente magari gente che sa giocare meglio, che fa atterraggi perfetti, io lo capisco. Però sono un po' indeciso in questo momento, perché vedo anche i video di WWE ieri, cioè, sono stati abbastanza criticati. A me dispiace, perché pensavo fosse una cosa carina fare come si dice, la Universe Mode così. Però vediamo, dai, adesso 45 persone, vi ringrazio tanto. Un bel live sulla NBA, sì, potrei farlo. Una serie survival, queste non penso di essere tanto portato per queste cose. Le mod che ho su Fly è pieno, tanti aeroporti di Aerosoft, aerei sempre di Aerosoft, di Just Flight, Ultimate Terrain, Ground Environment X, Orbs, come cazzo si chiamano, non mi ricordo, Active Sky Next. Vediamo com'è il tempo. Eccolo qua, il tempo in diretta, vedi, qua per esempio siamo all'IPN, che non mi ricordo onestamente l'ICAO. Per esempio a Milano sono 3 gradi e non è prevista pioggia, si gode. Rifarei qualche video di Formula 1 solo se fanno un Formula 1 decente, perché ha troppi bug e almeno come sfiga. Con questo live vedo un come più allegro, sì, hai ragione, Porti. Grazie, ombreggianti, sei molto gentile che i miei video sono belli. Come ho fatto imparare così bene a giocare a Fly? Guarda, sembra che ti ho pagato, non sto giocando bene, che sono bravo a nascondere gli errori. Ti saluto anche Fusion, che non penso averti salutato. Grid Autosport o The Crew, belli tutti e due, però non ne farò neanche uno dei due. Che Down Susi mi sembra di averlo appena detto, se non l'hai sentito comunque te lo ripeto. Pix, saluto Daniel. Perché purtroppo Booster non faccio un campionato su Formula 1 perché è un'ottata, magari mi sbaglio, però che è difficile fare cose in coop, magari sai, io comunque rispetto anche a quel tale Ale, per esempio, che saluto, che comunque lo trovo veramente bravo, ho meno iscritti, quindi magari che giustamente io penso, magari sai, hanno più voglia di o fare cose da solo, magari mettersi insieme tra youtubers con più iscritti, o poi sinceramente sta cosa qua ho visto che è troppo difficile da organizzare, cioè coi tempi è difficile, ma comunque capisco, insomma, magari uno youtuber sa anche che con 70.000 iscritti, 100.000 iscritti, magari tra virgolette può avere meno voglia di fare dei video con uno che ne ha 22.000, non lo so, non lo so, però sarebbe bello sì avere il tempo di fare una cosa tutti insieme. Se giochi bene noi non ci divertiamo. Infatti, ma bisogna aspettare l'atterraggio. Ma voi quando ho salvato avete visto la pagina nera o no? Perché poi quando devo controllare le frequenze ILS e tutto quanto voglio capire se vedete o no. Un bel live su My Career NBA e 2 WWE, vediamo. Ma lascia stare youtuber che no, ma io l'ho già spiegato, comunque a me piacerebbe avere che ci fosse qualcuno di vari grandi youtubers collegati, cioè che se loro hanno la possibilità di veramente 78.000 comunque mancano, se hanno la possibilità di fare come lavoro una cosa che piace, io veramente, cioè, sono il primo a dire grandi, perché la cosa, per esempio, io avrei un sogno, ho sempre avuto quello di avere una mia fabbrica e sono un imprenditore di successo, mi rendo conto che con i problemi che ci sono adesso economici già avere un lavoro è importante, è già un colpo di culo, quindi su questo io anzi gli do, veramente auguro il meglio per loro. Però la mia paura, io lo dico per loro, che ci deve essere anche un piano B, perché YouTube non è infinito, la televisione non è infinita, cioè basta poco per passare dalle stelle alle stalle, quindi secondo me è meglio avere piani B, C e D. Io la vedo così, ecco. Chiedere quel tale Ale, proverò, se sarebbe bello, sì, concordo, meglio PC tutta la vita, sì, pagina nera, ok. WWE bello, però la carriera è troppo facile, mi ha deluso un po' la carriera.
Metti la web, quello è un discorso che mi sento un po' idiota con la web, vedremo. Però immagino, guarda, Fioi, ecco, il nostro Vueling. Cioè, da 1 a 10 questo gioco dai grafica 11. Cioè, veramente. Però con gli add-ons, lo capisco. Il gruppo Steam hanno poche visualizzazioni? No, per quanto mi riguarda ne hanno tante. Non chiedo di più, sinceramente, va bene così. Comunque ti ringrazio che qualche big youtuber abbia guardato un tuo video, non lo so sinceramente. Il gruppo Steam, scusa, rispondo a questo, mi ha purtroppo problemi che forse serve a match per giocare insieme. E anche una torre di controllo a sto punto, perché non penso che la TC questo ci sia. Quindi anche questo è un problema, però mi piacerebbe organizzare proprio un live così, sarebbe spettacolo puro. Train Simulator, grazie, ti piace? Sì, dalle stelle alle stalle, cioè da un mito a un minchione, insomma. Cioè, aspetta un attimo, mettiamo un attimo pausa, scusate. Grafica 19. Vlog dove rispondere alle domande, anche se abbiamo molto rapporto con la webcam, grande Super Malaga. No, Fio. Ecco il Milan. Adesso un attimo che metto gli LS, non posso rispondere per un secondo, dopo parlo del Milan, perché questo è un argomento grande. È un argomento un po' così, l'AC Milan di Milano. Allora, adesso devo... No, aspetta, non ho visto la pista, ecco i vaneggi. Pista 17L, oh cazzo, 17 sinistra, madonna, oh. Pista più sfigata, no? Tamocari. Allora, quindi adesso non sto guardando il tablet, scusate, ma devo un attimo fare il pro. Allora, vediamo le frequenze. Allora, no, 35R, anche no. 35... Oh, 17L, dove cazzo stai? 17L, allora 109, 90, 169, allora ricordatemi il 169 della prua. 169, 109, 90, ok, 109, 90, allora, vai, allora, radio, nav, ciao, allora, 109 e 90, tac, e 169 di qua. E se sbaglio so cazzi, perché siamo in diretta in esclusiva su Kumenda Television. 169, 69 è un bel numero, ragazzi, ve lo consiglio. Allora, ok, mi ha detto 310 di qua, però non devo ancora scendere per il momento. 310, ok, perfetto. Boh. Il Milan. Allora, il Milan purtroppo, allora io seguo il calcio da quando ho 2 anni, mi leggevo, mi studiavo, al posto di studiare matematica mi studiavo gli almanacchi del calcio, quindi diciamo una passione per il calcio abbastanza elevata. E che posso dire? Purtroppo nel calcio di adesso serve spendere o comunque avere un progetto. In questo momento il Milan ne spende e ne ha un progetto purtroppo. E quindi quando fai una politica su parametri zero e anche i parametri zero che prendi, a parte qualcuno non sono forti, perché c'era anche un certo Paolino Pogba a parametro zero, però Galliani dormiva, allora quando sbagli anche quello è difficile poi avere successo. C'è da dire che questa Serie A comunque a mio parere non è la Serie A che ricordo io degli anni 90, delle fine anni 80, anni 90 e primi 2000, cioè nulla da dire alla Juve, che comunque merita di vincere anche 10 scudetti per quanto mi riguarda, perché è superiore anni luce. La Roma è forte, però secondo me gli manca la mentalità vincente, che purtroppo è arrivata tanti anni seconda e questo conta, l'abitudine a rimanere primi. Purtroppo la Roma non ce l'ha in questo momento, c'è poco da fare. Con Capello ha vinto perché aveva un allenatore come Capello, però insomma è una squadra che può vincere comunque lo scudetto. Però questa Serie A è tanto livellata verso il basso, cioè vedere comunque un Milan così, un Inter così, penso che al calcio, cioè per il calcio non è positivo a mio parere, perché comunque anche la Juve sono sicuro che sarebbe più bello magari come i bei tempi, un bel duello Milan-Inter-Juve, con anche Roma, o come le Sette Sorelle degli anni 90 col Parma, la Fiorentina, la Lazio. Invece adesso per me insomma una Serie A abbastanza triste, priva di campioni, però ripeto, il Milan comunque non ha scuse. Una squadra come il Milan, che è la più titolata del mondo, a parte la squadra egiziana, la lì, che vabbè, io lo considero poco, però 18 trofei internazionali, insomma, non sono proprio poco. Però adesso è così, austerity, si spende poco,
E questi sono i risultati, figure di merda continua, ed è giusto così. Ok. Il campionato migliore secondo me è quello inglese, perché ci sono più squadre che possono vincere il campionato, 5 o 6, quindi è sicuramente il più competitivo. Meglio FIFA o PES, quest'anno FIFA mi ha deluso tanto ed era partito come un super gioco. PES bello, però troppe poche licenze, diciamo che ancora il gioco perfetto non c'è purtroppo. Mi saluti Kumi, ciao Simone. Simone spara. Ah no, sperati. Ok, ciao bello. Giuseppe. Ricominci col Bari, vediamo. Mi ispirava il Perugia, non so, per rivivere i fasti del grande Gaucci. Vediamo comunque. Piace di più PES, va bene, sono gusti. Chi sta facendo il miglior calciomercato? Per me, io sono molto legato al passato, quindi se penso al calciomercato, per me il calciomercato era quello del Milan di Ricosta, di Rivaldo, di Nesta, di Kakà, di Shevchenko, di Thiago Silva, Ibrahimovic, o della Juventus, Nedved, Buffon, Cannavaro, Thuram, o anche l'Inter, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Ibrahimovic. Il calciomercato migliore di adesso, non lo so. La Juve prima, quindi mi viene da dire la Juve, anche se alla fine cioè diciamo che la Juve in anni ha cercato di, sbagliando, comprando anche tante pippe, però adesso si è riuscita a sistemare bene, anche se comunque la Roma ha fatto dei bei acquisti sinceramente. Però secondo me ha bisogno di un attaccante fenomenale, ha bisogno di un super attaccante e forse un difensore da sostituire Benatia, che serviva tanto. Diminuisci la velocità a 260, grazie vecchio. Aspetta un attimo, aspetta, qua mettiamo questo, se no mi allunano. 2,50, ok. E vedi, mi sono distratto a cazzeggiare. Milan approach. Diminuisce la velocità, grazie Simo. Che lavoro fai? L'ho già detto, sono impiegato amministrativo. Grazie Simone. Ok, questo possiamo rimetterlo qua. Un video con il caro Sab, il Sab non lo sento da non so quanto. Lui è a Roma, fatalità anche lui è la fidanzata di Roma. Non lo sento da tanto, non lo so, non sarebbe molto dura. Il mio cantante preferito, allora, è un gruppo, sono i Pink Floyd in assoluto. Di Pirlo dato a 0 la Juve, ecco, cosa ho detto prima, cioè Pirlo, ok, lo puoi anche dare a 0, ma non ha una rivale per il titolo, cioè non darlo alla Juve è proprio da pazzi, o comunque insomma attento, lo paghi 4 milioni Mexes, paghi 4 milioni le merde che abbiamo, Zapata, sti 4 stronzoni, cazzo, non spendi 4 milioni per 3 anni per Pirlo, dai, siamo stati coglioni, ma sono il primo a dirlo da milanista, bisogna essere sportivi prima di tutto. Eccoci qua, Fioi, che figata. Allora, mi credete che mi sento più tranquillo a fare i live che altro? Cioè, proprio mi stanno gasando da morire proprio. Allora, i gusti sessuali di Kume preoccupano. Perché? Perché non ho detto che tette o quello mi fanno schifo, ho detto che ho altre esigenze. I componenti del PC? Sei fidanzato? Sì. Pro Cycling Manager no, non gioco più tanto a giochi di ciclismo, però in caso se voglio fare qualche video posso fare il 13, aspetta qua. L'F280, scusate ragazzi, non sto capendo più un cazzo. Allora, 280. Ok, sempre 10.000 il po', ok. Che lavoro fate voi? Domani altro live? Beh, se ho le possibilità, domani cos'è? Venerdì? Sì, perché no? Ragazzi, ancora premi la caviglia, lasciate la fisioterapista oggi seconda seduta con laser, robe così, mi fa ancora male. Anche un'infiammazione al tendine d'Achille, di tutto. Sono fermo da un mese e mezzo. 60 comunque persone qua che visualizzano il video, grazie mille. Con la velocità di atterraggio 140, sì lo so, e infatti nel prossimo video volevo farla, sì, 140, grazie. Più bello Euro Truck Simulator Formula 1, sono due giochi diversi, però per me con il budget che ha la casa di Euro Truck Simulator, assolutamente Euro Truck. Come le luci, cioè dovrei avere le luci di atterraggio teoricamente. Le altre esigenze no, ma sai, io ho più gusti magari, nel senso sono molto, cioè, secondo me preliminari tutta la vita. E poi ci sono parti del corpo femminili che magari si notano poco, però o magari come le mani o come i piedi o altre cose che se prese nella maniera giusta ti possono fare godere abbastanza. Penso che solo io faccio dei live dove dico queste cose, cioè vi prego YouTube non bannarmi.
Grazie Carmine. Fare Fotomezzo 2005 ci sto pensando anche di farlo in coop con qualcuno. Con il Bode in questo caso. Nuova serie in mente? No, in questo momento no. Poi siamo tanto vicino alle montagne però. Ragazzi, guardate questa graficona spettacolosa. Comunque è meglio Orbx là rispetto a Ultimate Team. E Ultimate Team. Ultimate Terrain. 140 nodi, sì lo so Enrico, lo so. Adesso la diminuisco. Il discorso è che però... Ok, Lucio, ovviamente è una specie di melagodo formato da te altri youtubers, ma non è facile perché mi rendo conto che i youtubers, tra virgolette, lavorano molto in solitaria, nel senso vedo poche collaborazioni se non tra quelli proprio grossi, quindi la vedo abbastanza dura questa. Vuoi fare un live WWE dove sfidi i fans? Magari sarebbe bello, anche se prendo le bombe la cosa mi potrebbe far girare un po' i coglioni, però sarebbe bello Antonio. Se vediamo qua un attimo la mappa. Io qua sto cioè già che devo essere concentrato su sto gioco. Dove cazzo sto andando? Sto andando a Torino. No, dai, ci sono. Ci sono. Giocatore preferito di calcio? Allora, beh, Andriy Shevchenko in assoluto è stato il mio idolo indiscusso per me. Anzi, per me, guardando le statistiche, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Un giocatore che da solo decideva le partite e soprattutto sognava quando serviva, cioè finali, derby, partite importanti. NBA, vabbè, Michael Jordan, troppo facile. Adesso Blake Griffin. Appassionato giochi come hockey e rugby, sì, assolutamente, mi piacciono tanto. Vedo le live, sta andando molto bene per questa che upload, dai Marco, non lo so, io sto usando XSplit mi sembra, cioè sta roba qua, non so però se quello che mi hai chiesto è la risposta giusta, però questo sto usando. Ok, allora 7009, madonna, devo scendere proprio, madonna, qua farò cagate. Fioi, se l'atterraggio va male, chi se ne frega, il primo live, 260. Ok, 2.30. Che fenomeni. Adesso c'è qualche mini lag, ma penso dipende dal gioco, non è tanto pesante questo gioco. Lottatore preferito l'ho già detto, Chris Benoit, Goldberg e Triple H. American Sniper non l'ho visto, perché fai pochi vlog come perché con la webcam faccio fatica, perché mi sento un idiota e perché... per questo fondamentalmente. Lo so, super male, hai ragione che ci potremmo aiutare a vicenda, però... non lo so, 8006 devo tornare perché? No, che cazzo sto combinando, madonna. Sono le montagnole là vicino, però... boh, 180 nodi, ok. A Malpensa. PES 2015 Marco lo faccio appena arriva una patch di PES Galaxy decente, perché proprio fatta ancora male purtroppo, quindi vedere che vince il pallone d'oro Zirkov non va bene. Quando finisce la live? Quando atterro, quindi fra 2 anni praticamente. Dopo ci fai uno speed test. Ma perché l'Ebro arriva anche da noi? Non lo so, sinceramente Dennis non lo so. E se non arriva è meglio. Sono appena arrivato, ciao Matti Matto. Siamo a Zurigo, qua abbiamo già la torre di Zurigo Center. La carriera con Shevchenko alleni il Milan sarebbe non è reale perché metto tutto 20 a Shev anche in difesa, quindi sarei un po' di parte. Sarebbe un po' troppo facile. Ciao Matti, ciao bello. Però il Bode non si è collegato, purtroppo forse finisce di lavorare tardi. La mia WrestleMania preferita, la 20 mi sembra, quella con il triple threat tra Chris Benoit, Shawn Michaels e 6003 e Triple H. Allora 6003. Quanti anni hai? 26, 27 l'11 febbraio. Non ho Welling dentro casa, allora sei tu, vero? Hai ragione, Ramirez. Dai, quello, ok. Come secondo te chi si meritava il pallone d'oro? Diciamo che Ronaldo lo meritava, però sarebbe stato bello farlo vincere un portiere. Sicuramente non Messi, io proprio non sopporto Messi, mi scuso, ma
Per me è tecnica fenomenale, però è un prodotto secondo me, perché se voi ricordate i primi 2 anni col Barcellona si rompeva sempre, l'hanno pompato, non si rompe più. Quindi per me è un prodotto anche delle fabbriche, oltre che un campione, perché ha una classe inarrivabile, però è stato molto aiutato a livello fisico. Anche Goldberg vs Brock Lesnar, che match, mamma mia. Parli più spesso Fly, che è molto bello, grazie. Salute, ciao Christian Giassi. Io devo allinearmi di qua, se non mi fanno scendere adesso però mi preoccupo, perché adesso dovrei andare. Che lavoro fa? Aspetta, scusate, allora, un attimo. Allora, 200, che bello mettere le pause in un simulatore. Ma sto cazzeggiando troppo, dovete capire. 200, 2007. Ok, 2007. Andiamo giù così. Ok, dopo mettiamo approach di qua. E ci siamo. Grande Kuma alla faccia del relax. No, non chiuderò mai il canale perché questo canale, per quanto sia vantaggioso, per quanto sono un pro gamer, 69, perfetto. No, 69 siamo, benissimo, bel numero, lo apprezzo. No, non lo chiuderò mai perché comunque è una mia creatura, è una cosa che ho creato così dal nulla e quindi ci sarà sempre. Tanti auguri Andrea Fiore, ciao bello. Grazie Gabriele. Video su FIFA 15 è il problema di Origin, ragazzi. Io XSplit mi dice che non è supportato con Origin. Quindi questo è un po' un problema. Fioi, ma perché ho le montagne così? No, ragazzi, ma che cazzo. Oddio, eccola là, Fioi, ma perché? Porca puttana. Eccola là. Porca puttana. Perché sta cosa non l'ho capita? Perché mi ha detto questa discesa con le montagne là? Puttana trota. Un attimo di calma, Fioi, perché devo superare queste montagne. Un attimo di panico, Fioi, aspetta. Stiamo sui 5.000 magari. 3.000. Scusate un attimo. Ok, superati. Ho avuto un attimo di paura, Fioi, scusami. Allora, vai. 2007. Avrò perso un po' di tempo. Devo un attimo accelerare la discesa. Adesso chi se ne fotte se va in overspeed. Frega un cazzo. 140 mettiamo adesso. Vaffanculo. Non ricordarci anche gli spoiler e tutto quanto. 140. No, 100. Mettiamo. Sì, dai, 140. Ok, questo. Porca puttana. Ciao Alberto. Però ho un problema grosso adesso. Veramente grosso. Cioè il joystick. Il joystick si è spento. Vediamo se va, vediamo se il carrello va giù. Ok, per fortuna, godo. Ormai teniamolo già giù, chi se ne fotte. No, dopo questo volo basta. Si può rivedere il live, sì. Si può esplodere volendo, sì. Adesso comincia ad andare più lento anche perché ho un come si dice, ho lo scenario di Milano Malpensa. Adesso va più a scatti. Ok, si sta allineando probabilmente lo stronzo. Off, infatti. Si sta allineando. Adesso scatta un po' di più. Fioi, ma siamo nel 2007, vai su. Eccolo là, è Malpensario qua. 74, mamma mia. Chi vincerà la Champions? Penso Real o Bayern Monaco con la sorpresa Chelsea. Adesso scatticchia un po', mi scuso. Mi scuso ragazzi. Ciao zio, come ciao Jonathan. Adesso chiaramente fa fatica qua il poveretto. Sì, lei è andato a stare in una posizione che non mi piace. Cosa ho dimenticato, cazzo. Ah, sta andando su, madonna. Rischio anche lo stallo qua. Dio santissimo. Adesso non so se anche lei, perché sta rallentando un po' più del solito, purtroppo.
Ok. Beh, che ci siamo. Vai che ci siamo. Speriamo ci sia il sentiero di discesa. Giusto. Come gioco che più amato nella mia infanzia, beh, Pro Evolution e Gran Turismo 3. Vai installo, lo so. Ok, adesso è, diciamo che va un pochettino più lento. Il classico dischetto dominerà sempre, concordo anch'io. Concordo assolutamente anch'io, ragazzi. Speed break, perché? Aspetta un attimo. Guarda, è già qua, devo metterlo su full praticamente. Questo non l'ho mai fatto, ho sempre trattato bene che senza, cazzo. Aspetta che... ciao Kume. Per questo like la possibilità di stare implementato con te, grazie. Grazie Malaga. Comunque ragazzi, graficamente è veramente stellare, non c'è niente da dire, cioè. È veramente stellare sto gioco, c'è poco da fare. Una grafica è pesante, perché è pesante, un computer come il mio, una 780 Ti i7 da 4 GHz, 16 GB di RAM, è inaccettabile che sia così, però. Ti piace la motocross? No. Però questo gioco merita tutto solo per la bellezza e i paesaggi e tutto quanto. Ciao, come mi saluti? Ciao Daniele. Dopo questo volo sarà finito questo primo live. Il gioco che ho giocato di più, beh, questo sicuramente tra quelli che ho giocato di più. Il sentiero di discesa, bella! Ce l'abbiamo fatta, yo yo. Questo PC quanto mi è costato 2000 euro praticamente. 2000 euro. Vedete ragazzi, purtroppo vanno in fase di atterraggio, soprattutto verso l'aeroporto con lo scenario realistico, scatticchia un po'. A me non dà fastidio, spero che a voi non possa dare tanto fastidio questa cosa, mi dispiacerebbe tanto. Vedi qua per esempio non scatta. Così da davanti un po' scatticchia, scatticchia, diciamo che è un po' più lento. Scrivetemi se vi dà fastidio o no, perché ci tengo a sta cosa, lo sapete. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ciao Kume, ciao Marco. Tra poco togliamo il pilota automatico. E siamo a Milano. Come mi saluti? Ciao Carmelo. Tori Black tutta la vita. Mi dispiace che non ci siano ragazze, però il mio canale non è tanto famoso per ragazze, d'altronde, insomma, non faccio proprio giochi femminili. Sarebbe stato bello ma avere una ragazza, ma non tanto per cose che sono fidanzato e tutto, però così per sentire anche il punto di vista femminile. Allora, dai che siamo vicini. Laga un po' ma non dà così fastidio, grazie Porti. Tra un po' togliamo tutto. Ok, ciao pilota automatico. Ciao. E siamo noi adesso, noi contro il mondo. Noi contro il mondo. Noi contro il mondo. Noi contro il mondo. Vediamo se live, se faccio in live un atterraggio figo, giuro che c'è. Ciao. Allora. Vai. Ok. È un po' troppo aggressivo. Alla fine mi sbaglio sempre. Mi sbaglio sempre alla fine, mignotta ladra. Adesso frena però, porco. Adesso frena. Adesso frena. 100 nodi. Che dai! Dai. Saluto Vittorio, ciao bello. E ce l'abbiamo fatta. Yuhu. Schianto da 3-2. Ce l'ho fatta! Yuhu. Cioè, siamo di indietro, vabbè. Mettiamo pausa. Siamo arrivati a Malpensa. Eccola qua. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Reverse, tappa Bolzano. Atterraggio davvero comendone.
serie con gli iscritti tipo FIFA 15. Purtroppo FIFA 15, ripeto, ho il problema del live, del discorso che XSplit non mi fa registrare con Origin, devo sistemare questa cosa qua. Grande come grazie, sono riuscito ad atterrare, godo. Niente ragazzi, dai, che dire, sto live è stato... Niente come iscritti, è stato veramente... una figata, cazzo. Adesso penso di avere 2 ore, ho messo 2 ore mi sembra di live, quindi avevo ancora un po' di tempo. Non ho voglia di andare al gate, sinceramente, quindi parcheggiamolo qua così. Serie Horror in futuro, Valerio, non lo so perché non so che gioco fare, sinceramente. Ho fatto amnesia che ci eravamo divertiti tanto. Sì, sì, sto ancora un pochino, sicuramente. Dai, come annuncia il live di WWE per domani. Però il discorso è che devo configurare bene XSplit anche con le console. Penso di farcela, però se non ce la faccio in caso, chiaramente ve lo dico. Comunque sì, penso sempre, forse per le 9 stavolta, che ho visto che a quest'ora c'è più collegamento con il fatto che magari la gente va a mangiare, o magari si fa la trombatina delle 8, quindi magari per le 9 stavolta, visto che è venerdì poi. Ci manca Scatman su... non lo so, forse la rimetterò, però sull'aereo stavo con l'infarto. OBS, ma ragazzi, quello lagga veramente in maniera devastante. Fra SimCity, non lo so. Ma pensavo di finire un po' prima, ragazzi, perché comunque ho un impegno dopo. E quindi non ce la faccio. Volentieri, ma per questo primo live mi devo fermare tra poco. Che lavoro volevo fare da piccolo? Il mio sogno è sempre stato quello dell'imprenditore. Quindi imprenditore mio con la scritta Hard It Industries e dominare il mondo. La trombatina delle... no, non parcheggio, non lo voglio, lasciamola così. Come prova NASCAR l'ho provato, non mi piace. Che farei adesso? Pippe, no scherzo, non lo so. Devo sentire la fanciulla e sistemare un paio di cose. Ciao Kuma, ho letto il messaggio. Ciao Just, Matti. No, non ho letto, scusami Just. Ciao bello. Matti, come fa a non... No, aspetta un attimo, OBS, però scusami, forse ho capito un altro gioco. Che gioco sarebbe, scusami? Perché a questo punto ho maneggiato io. Una nuova serie con Eddie. Ha messo Eddie detto che è andato a Londra. Non so. No, provo a volare sui VAO, proprio no, perché sono una pippa, non potrei mai. Che macchine preferisci? Mi piacciono molto le Volkswagen. Come macchine, diciamo una Passat, me la prenderei volentieri, anche se sono veneziano. Se no, vabbè, togliendo le macchine supercar, delle macchine, diciamo, normali, le solite, Audi, quelle marche là, ecco. Anche l'Alfa Romeo non mi dispiace, soprattutto l'ultima, che sembra una Ferrari, cazzo. Però ecco, da veneziano non è che ho un'esperienza tale sulle macchine da poter dare un giudizio profondo. Ti prego, salutami. Ciao Luca Cortese, sei anche una persona cortese, noto dal cognome, quindi ti saluto volentieri. The Sims 4 non lo so perché anche quel gioco là boh, mi è piaciuto, però non lo vedo un gioco da video, ecco. Preferisci Panettone o Pandoro? Nessuno dei due. NBA con iscritti online, quello sarebbe bello. Usi la gondola? No, perché sennò avrei già ammazzato qualcuno. Che moto preferisci? Penso tanto la Ducati 999 per quel rosso comendiano che mi piace. Eurotrack andrò avanti sì, però i live non so se posso farli perché con Origin mi dà problemi questo cazzo di programma. Praticamente mi scrive attenzione, non mi ricordo, ve lo dico nel prossimo live, non mi ricordo più. Windows 10 non l'ho ancora visto. Lo fai Gondola Simulator, non esiste purtroppo, mi piacerebbe farlo. Si può giocare online su FXX, sì. No, non ho la patente di niente, ho solo la patente no, dello sci, ecco, so sciare bene, quello sì. Farai Counter Striker? No, perché non riesco neanche a fare un'uccisione. Tanto va bene, dai, aspetta un attimo, sono veramente qua a vedere ste robe, ci rompiamo i coglioni però. Allora, buonasera Come, ciao Lorenzo. Oh ma ragazzi, ma invitate la vostra ragazza, non lo so, qualcuno, cioè, ma per voi lo dico, che sicuramente, cioè vai, parcheggiamola così. Ecco, adesso facciamo la cagata, dai, adesso ci sta, dopo la serietà, adesso si va di cagata. Colore preferito arancione. Adesso è ora di cazzeggiare un po', figlio, che sport. Prossima serie, cosa ne pensi di GTA 5? Bello, però voglio vedere la versione PC di marzo. Adesso vaneggiamo un regalo per voi, fioi. Non guido perché nessuno della mia famiglia guida e quindi diciamo non dico che ho paura, però mi fa un po' ansia il traffico e quindi non siamo abituati a guidare noi veneziani.
Ship Simulator lo voglio provare, sì. Ship Simulator, sì. Call of Duty, no. Mi hanno rotto i coglioni Call of Duty, assolutamente. Come lo sciatore. E qua tanto cazzeggia. Questo è il momento più bello in assoluto. Decolla a vuoto. No, lo parcheggiamo qua, lo dominiamo qua. Aspetta che solo lo dominiamo. The Walking Dead non sono serie che secondo me sono portato, quindi penso che romperei solo che i coglioni. Project Car l'ho già preso, aspetto solo la versione finale. Ho capito, sta buono. Madonna, che do coglioni. Saluti del Comendone genovese, grande Comendone genovese. Ok, qua va tutto. Ma sì, adesso proprio stiamo simulando proprio Pippa Simulator. Come simulare una cagata bestiale. Vai, parcheggia. Parcheggia, parcheggia. Mettiamo i freni. Oh merda, oh merda, oh merda. Iceberg dritto davanti a noi. Ok, ce l'ho fatta. Aspetta un attimo, mettiamo pausa tattica. Pausetta tattica. Ok, parking brakes. Siamo arrivati, spegniamo tutto. Ciao. Ok, siamo arrivati. Mi saluti, ciao Francesco. Comunque dicevo Fioi, ma no, guarda che bello il fumo che è. Mi sono dimenticato. Vabbè, vai così. No, dicevo che cosa cazzo stavo dicendo, non mi ricordo più. Attento al muretto, ti prego mi saluti. Ciao Elix Crafter. Stavo dicendo che per voi sarebbe bello che in chat ci sia qualche fanciulla per voi, così mentre magari ci accordate col comendone ci provate con la fanciulla. Invece qua vedo solo. Ci sono solo bastoni, ragazzi. Male qua, male. Molto male. Guarda che bello, guarda che bello. Eccolo là, eccolo là. Aspetta un attimo, dai, no, perché è veramente inguardabile sta roba, cioè. Chiudiamo tu, basta. Ora apriamo bottoni a caso, vediamo cosa succede. Non succede un cazzo. Non avrei messo questa cosa in line giocando. Non capisco il perché, vabbè. Comunque, dai, cazzeggiamo un po', fio, si cazzeggia. Mare o montagna, montagna tutta la vita. Quanti add-on hai su Fly? Tanti. Perché il mondo è grosso? Va bene, questo lasciamo perdere. Hai provato WWE? No. Immortals? No. E Resident Evil neanche quello, è un gioco che non ho mai giocato 2 o 3 volte, ma non è proprio il mio genere e si gode. Abbiamo cercato di fare il pilota? No, meglio di no, se no non sarei più qua. Dove vai a sciare? Campiglio è la mia meta preferita. Anche la casa là, adesso chiaramente con lavoro e tutto no, però Campiglio assolutamente per me è il top per a livello sciistico. Favico. No, magari sarebbe bellissimo un raduno comendiano, sarebbe un sogno. Però chiaramente a Venezia lo dovrei fare e se sono pochissimi di Venezia, quindi non lo so. Però sarebbe veramente fantastico. Come bestemmi, diciamo che ogni tanto le partite può capitare. Quando ancora il Milan era serio, però. Puoi ridecollare e schiantarti per solo. No, dai, cerchiamo di finire il live bene. Dai. Però prometto un live solo cazzeggio, magari con lo Space Shuttle o con l'F-18. Gli add-ons che ho, Ultimate Terrain, Ground Environment, aeroporti di Aerosoft, aeroporti Fly Tampa, Orbx, quella roba là, ne ho Active Sky Next, Ultimate Traffic 2, questi qua. Hai membrato qualcuno? Assolutamente no. Collaborazione con PewDiePie, sì, beh, potremmo collaborare su. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque no. Che vero Marpione come. A Venezia veniamo. Vabbè, se venite a Venezia non si può fare. Assolutamente. Però no, capisco che può essere una spesa, tutto. Insomma, capisco se magari c'è qualche problema. Come se me lo di PewDiePie, allora, cioè, no. Io vi ringrazio, mi imbarazzano a me anche complimenti soprattutto così su YouTube, perché mi sento un gran cazzone, però sono contento di essere apprezzato. E ripeto, sapete che non ho mai fatto di chiedere visualizzazioni o condivisioni o cose, però se vi è piaciuto tanto magari condividetelo, che ne so, che magari possiamo essere anche di più, però ripeto, sapete che per me non è un problema questo. Il tuo primo video pensavi di aver detto questo successo? Assolutamente no, perché la prima volta che ho fatto il video mi ricordo c'era il sub, il Piada, eravamo là che eravamo tipo in vaneggio assurdo perché non riuscivo a parlare, mi sentivo un idiota, quindi assolutamente no, anche se insomma alla fine è successo, cioè
ecco, io penso che il successo, magari, cioè il successo è vedere voi che state qua a ciaccolare con me, però avere 30.000, 100.000 iscritti, quello è solo è la bravura sicuramente degli youtubers, perché ci sono tanti youtubers veramente bravi che meritano quello che hanno, però io penso che il successo nella vita sia da un'altra parte, nel senso in un altro tipo di ambiente, però è un mio parere, l'ho sempre detto, rispetto, e anzi chi lavora e fa una cosa e si diverte, complimenti a loro, sono eccezionali. Però sempre il piano B, ragazzi, perché la televisione, questo mondo qua è spietato, basta un attimo e non esiste più. Conosco la Venezia, come il miglior youtuber del mondo, mi saluti. Ciao Just. Sei come il pacco, grazie, questa mi piace. Grande Checco. Tra Total War chi vince tra me e Edward, sempre Edward, chiaramente. Si viene a prendere con l'aereo, magari. Io abito vicino a Venezia, grande. Dove abiti? Gaming GQ qualcosa? Il malesiano di merda, era grande il malesiano di merda. Ah, è vero, sesso sì, giusto. Questo si rompe abbastanza il cazzo, questo, concordo. Io di solito la chiudo così, però. Ciao. Ok, vabbè, se non si è chiuso... No, ma porca puttana. Ecco. Gran Turismo 6 non penso, perché non ho la Play 3. Come la pausa la fai? Penso da certi tipi di video sì, onestamente. Però vediamo, diciamo che mi avete fatto gasare con con questo live. Aprire una casella postale, ecco ragazzi, io non lo so onestamente, mi sembra una cosa, cioè, eccessiva, anche per i iscritti che ho e per le cose, però se a voi fa piacere, piuttosto però mandatemelo magari all'indirizzo mio senza aprire una casella, non lo so, vediamo, dai, queste sono cose magari più grandi di me. Momenti di divertimento, anziché grazie. Ciao Mattia Colombi. Adesso abito fuori Venezia, abito a 10 minuti. Sei cristiano? No, non sono Ronaldo, sì, comunque sono cristiano. Io abito a Treviso, bella Treviso, Luca. E l'aereo è quello per gli immigrati. Dennis, sta mettendo dei commenti un po' particolari, ti saluto Dennis, non lo so se quello per gli immigrati può essere. Grazie, tra poco devo andare, ancora pochi minuti e poi il comandone stacca. No, la Red Bull proprio non mi piace, mamma mia no, proprio fioi zero proprio, non mi piace proprio. Ho scelto una medicina purtroppo. Domani là alle 9 penso proprio di sì, salvo che... Ti ho salutato Just, ciao Just Matti, Just Matti, no, no, no. Lo sappiamo che fai video solo per i big money, sì, Guarda, io penso che con i soldi di YouTube probabilmente mi sarei comprato cosa, forse un panino col cotto probabilmente. Se è il mio video non sai, grazie Eli. FS 2004 non l'ho mai provato. Gioco preferito adesso questo sicuramente, in passato Gran Turismo 3, i PES di una volta, questi giochi qua. Grazie di questa grazie di sì, grazie come di questo live, grazie a voi. Prova Explain l'ho provato, ma non riesco neanche a partire, non capisco il perché, non capisco proprio i tasti. Mi saluti come, ciao Checcone. Aspetta, adesso non mi carica più, cazzo è successo. E niente, fiori, quanti siamo? 61, siamo un po' calati, ovviamente qualcuno si è rotto le balle, giustamente. Conosci Luke? No, non lo conosco. Assetto corsa, forse lo prendo, sì. Alcolici neanche uno, sono astemio, non fumo, mai provato neanche un tiro di sigaretta e sono anche astemio. Quindi assolutamente no. Cosa ne pensi di questo PC? Non lo so, se il mio è bello, sicuramente il tuo non l'ho visto, non lo vedo qua dal tablet. Vogliamo il server cumendiano, anch'io, assolutamente. L'ultimo... La musica che ti contagi più è solo quella di DJ Ebola. Bello. Conosci Sutil? No. Ciao Filippo Neri. FIFA Manager mi hai provato, sei un mito, Just. Grazie. Che ne pensi degli spammer? Bravi. Beh, cosa penso? Che fanno il loro mestiere, cioè fare gli spammer, bel lavoro che ti dà molti soldi. I PES, che coglio. I PES di una volta erano veramente fighi, adesso sì, concordo, sono meno belli. Ciao Adam, ciao Matteo. Conosci Sutil? No. Come, ma una banana ti ha mai sfruttato? No.
Non l'ho capita. Un Veneto Astemio non ci credo, lo so, è vero. Concordo, sono tutti quanti che bevono. Aspetta, non capisco più un cazzo. No, è la sedia, è la sedia. È la sedia che fa questi rumori. Processore, madre. Non è che sono espertissimo in queste robe, però insomma non mi sembra male vederlo così. Se a leggere queste cose. Forse 8 giga di RAM va bene. Ecco, io andrei su un i7, però dipende anche dai soldini che hai. No, siamo già partiti, siamo già arrivati, Luigi, siamo già arrivati. Ragazzi, io vi saluto, devo andare. È stato un live meraviglioso, vi ringrazio di tutto, siete stati splendidi, mi avete fatto sentire veramente un figo, perché come conosci come da veneziano, sì, è un po' stronzo. Veramente siete stati splendidi. Domani penso sulle 9 di fare WWE, se mi va il tutto, se no ma riproviamo un altro gioco. E quindi domani alle 21. Mio fratello ti adora, grazie. E niente, dai, cercate di portare qualche fanciulla per voi, ripeto, per voi, così potete fare anche doppia cosa, anzi tripla cosa. Vi guardate il gioco, parlate con il commendone e ci provate, perché la sardina si butta sempre, ragazzi. Raga, un saluto a tutti, belli e brutti. Ciao Carmine. Ciao ragazzi, un saluto dal commendone veneziano, live meraviglioso. Grazie a voi chiaramente, perché è solo grazie a voi che il live è stato bello. E si sente ok. E niente, è stato veramente un piacere. I live sono proprio belli, non pensavo. Abbiamo una femmina, brava, bene, ecco. Allora Eli. No, allora devo un attimo concludere, aspetta un attimo. No, ho detto che visto che ci sono tanti ragazzi qua e secondo me tanti sono anche tanto vogliosi, magari tra un commento e l'altro con me qualcuno ci può provare, chiaramente con rispetto, perché le donne sono fiorellini, mi raccomando, fatti bravi, mi raccomando. Infatti bravi, cerchiamo di aumentare anche le ragazze, così insomma che loro possono parlare, e se volete vi posso fare qualche gioco femminile, che non so sinceramente, ho visto io il 10% di ragazze sul mio canale, perché d'altronde faccio giochi solo maschili, lo capisco. E niente, insomma. Ti saluta il mio babbo. Ecco, dio tuo papà che sono una persona seria nella normalità qua, diciamo che mi diverto un po' a cazzeggiare, ma insomma. Io sono la tia Dora, grazie. No, come se no, ma io sono ragazzi, io sono anzi, cioè, io diciamo nella mia vita, grazie di esistere. Ma di solito le donne non mi scrivono così, sei sicuro di essere una fanciulla? Perché di solito le ragazze non mi scrivono grazie di esistere. Vabbè, raga, vado, dai, perché sennò faccio tardi. Ragazzi, un saluto dal commendone veneziano. Un bacio a tutti, belli e brutti, alla Giorgione UEA. E niente, dai. Saluto la nonna. Qua non mi fermerei più, cazzo, però devo andare. La casa preferita è la Siga, sì, la casa produttrice preferita è la Siga, assolutamente. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Se volete rivedere il live, penso ci sarà dopo qua sul canale. Ciao ragazzi. Ciao.